La riforma della giustizia non si fa sulla base dei sondaggi e su quello che ci dice la pancia delle persone, e penso che la discussione sul tema della giustizia civile e penale non possa essere piegata alla strumentalità della politica. Io credo che i cittadini non possano essere ancora presi in giro su questi temi. La questione della giustizia e non la questione dei magistrati, consigliere Speranzon ha avuto un lapsus freudiano prima, è un problema italiano ormai da decenni. La ragionevole durata del processo, la presunzione di non colpevolezza, la riforma del processo civile e penale, il Consiglio superiore della magistratura, ma aggiungerei anche il tema dell'organico degli uffici giudiziari, la finalità rieducativa della pena, sono tutte grandi questioni che sono state affrontate dalla politica in maniera più o meno seria in questi anni, sono tutti temi aperti, seri, che vanno affrontati con rigore. Io credo che lo dovremmo fare riponendo le spade ideologiche e affrontando, con la voglia di risolvere i problemi, i nodi ancora non risolti. Penso che l'accesso a un sistema giudiziario efficiente sia un diritto essenziale della democrazia. Peccato che tutte queste questioni a cui ho brevemente accennato non hanno alcuna attinenza con gli oggetti della discussione di oggi, come la PDA che ci apprestiamo ad approvare ora, che riguarda appunto un intervento legislativo in tema di limitazione della libertà personale prima della sentenza definitiva. Ora, è certo che la custodia cautelare ha conosciuto gravi abusi in questi anni, l'abbiamo sperimentato direttamente o indirettamente tutti, tanto che gli indennizzi per l'ingiusta detenzione sono stati erogati dallo Stato e azioni di rivalsa contro le responsabilità dei magistrati sono state attivate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e anche il Parlamento è intervenuto spesso sul tema della custodia cautelare. Nella scorsa legislatura abbiamo proposto una legge, che infatti è stata approvata, che limitava i casi di intervento in ambito di misure cautelari. Una legge in cui chiedevamo che il giudice avesse dei paletti più restrittivi prima di decidere di utilizzare limitazioni della libertà personale prima della sentenza definitiva. E in quella discussione parlamentare e su quella proposta di legge fatta appena 4 anni fa, la Lega e Matteo Salvini votarono contro, perché ci avevate spiegato che chi ruba deve andare in galera, che a chi spaccia spetta la galera e va buttata via la chiave. Cioè, quando quel processo lì era attivato dentro le sedi parlamentari e c'era una maggioranza in Parlamento in grado di intervenire in questa direzione, la Lega ha votato contro. E oggi ci proponete un referendum che va esattamente nella direzione opposta. Perché in politica si accetta tutto, ma c'è una cosa che a mio giudizio non paga mai, e cioè l'incoerenza. Ora, il punto non è, lo dico anche alla consigliera presidente Scatto, non è rifiutare il confronto tra punti di vista diversi, è legittimo che ci siano, è anche fisiologico attorno a temi così delicati. Il punto però è rifiutare, questo sì, di utilizzare strumenti sbagliati per battaglie giuste. Strumenti sbagliati per battaglie giuste. Perché se vogliamo aprire una riflessione sull'opportunità di contenere, ad esempio, la libertà personale prima di una sentenza passata in giudicato, non si utilizza il referendum abrogativo, si utilizzano le prerogative del Parlamento. Tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia, solo alla Camera avete oltre 300 deputati. Mi volete dire che non siete in grado di intervenire in maniera efficace su questi temi con interventi che siano omogenei e normativi? Quindi il rifiuto non è il confronto, ma è la contrarietà rispetto all'utilizzo sbagliato per battaglie giuste, e anche il rifiuto di trasformare ancora una volta la giustizia in terreno di scontro politico. Gli italiani è vero che si lamentano della giustizia che non funziona, ma si lamentano anche del fatto che le forze politiche
anziché discutere, confrontarsi e trovare una sintesi sul tema della giustizia, fanno battaglia strumentale. E il rifiuto, infine, di mescolare, di confondere le tattiche dei partiti per qualche voto in più e gli equilibri istituzionali e democratici di questo Paese. Sulla pelle della giustizia e delle nostre istituzioni non si fa propaganda politica. Il rifiuto, insomma, di snaturare l'idea del referendum abrogativo, che non può essere, Presidente, lo stimolo, l'incentivo al Parlamento a fare il proprio mestiere. La funzione del referendum abrogativo è abrogare le leggi ritenute ingiuste e inadeguate. Se si vuole stimolare il Parlamento si fa altro. E il rifiuto, infine, di mettere in discussione il tentativo reale e concreto di riforma che in questo momento il Parlamento e il Governo stanno provando a perseguire. Lo dico ai colleghi della Lega, ai colleghi di Forza Italia. Il patto di governo che abbiamo fatto a Roma, nell'interesse del Paese, non si onora a giorni alterni. Non può essere che quando ci fa comodo ci assumiamo e condividiamo le responsabilità del governo e quando non ci fa comodo andiamo in piazza a fare i cortei contro. Guardate che non funzionano così, neanche le coalizioni più variegate e differenti. L'impegno a trovare la sintesi migliore, seppur difficile, tra le nostre posizioni e le vostre, per uscire dalla pandemia, per utilizzare in maniera efficiente le risorse del PNRR, a cui è strettamente connessa la riforma della giustizia, è uno sforzo che o facciamo tutti con lo stesso tasso di responsabilità, oppure perdiamo tutti, anzi perde il Paese prima di tutto. Allora la questione non è non confrontarsi, la questione è essere seri e rispettosi gli uni nei rapporti e nei confronti dell'altro. Quando abbiamo scelto di aderire alla proposta del Presidente Mattarella di costruire con il Presidente Draghi un governo multicolore per il Paese, sapevamo che non sarebbe stato facile, perché ci dividono tanti punti di vista e tante posizioni su tanti temi. Speravamo però che almeno su una cosa avremmo potuto incontrarci e condividere: la responsabilità che il governo del Paese richiede. E invece ci troviamo alla prima curva, ancora una volta, a dividere il Paese tra chi vuole essere responsabilmente forza che produce effetti e chi sta nei gazebo a cavalcare il consenso. Guardate, su questi referendum la battaglia si farà nel momento in cui, e semmai la Corte dovesse ritenerli ammissibili, e magari sarà quello il momento di riapprofondire anche le questioni nel merito. Ma l'affidabilità delle forze politiche si misura anche in questi momenti, e il fatto che questo Consiglio regionale si sia piegato a questo tipo di logica, a questo tipo di responsabilità, io credo che non sia decoroso per nessuno di noi. Quindi il no convinto a questo quesito in particolare, ma il no a un metodo, il no ad un'incapacità di essere leali nei patti che si prendono con il Paese e per il Paese. Grazie.